Possiamo cominciare con le domande per Meret, per quelli che si sono prenotati. Quindi comincerei con Bruno, con Molaro per Meret. Sì, eccomi qua, buongiorno, grazie, un saluto a Meret. È chiaro che in questo momento dove la difesa hai dovuto conoscere anche tu, una difesa un po' diversa con Maksimovic e con Rachmani, adesso dovrebbe ritornare Koulibaly, però le differenze, come hai visto la difesa contro la Juventus per esempio e poi contro l'Atalanta? Stasera servirà quella difesa che abbiamo avuto contro stasera, domani, contro la Juventus, quindi massima concentrazione e anche tu che puoi guidare, come ti trovi a guidare questa difesa? Ma non cambia molto perché quello che dobbiamo fare è sempre lo stesso, sia in fase di costruzione che in fase prettamente difensiva, quindi sul fatto degli uomini non cambia praticamente niente. Ovviamente domani servirà la giusta determinazione, la giusta attenzione che abbiamo avuto contro la Juventus, perché prendere gol ovviamente complicherebbe ancora di più il passaggio, dovremmo essere molto, molto attenti. E sì, quindi sarà sicuramente molto importante la fase difensiva domani, fondamentale. Traduzione. Y la pregunta para Alex Meret es, bueno, en este momento el que ha habido una línea de defensa bastante diferente con Maksimovic, con Rachmani, pero Koulibaly está de vuelta. Entonces, ¿has notado diferencias entre la defensa frente a ti que tenías contra la Juventus y contra el Atalanta? Y si mañana necesitaremos la defensa que tuvimos contra la Juventus, o sea, estar muy focalizados especialmente en la defensa. La respuesta, bueno, a mí no me cambia mucho, o sea que tenemos que siempre hacer lo mismo, tanto en fase de construcción de juego como en fase de defensa. Y entonces no me cambia mucho los hombres que hay en la línea de defensa. Lo que tenemos que hacer es jugar bien, como lo hicimos como la Juventus, porque encajar un gol mañana nos dificultará muchísimo las cosas. Y entonces tenemos que hacer las cosas bien y luego ya veremos. Tim Prota, sempre per Meret, canale 21. Salve Meret, alla domanda che ti faccio mi piacerebbe una risposta che noi giornalisticamente amiamo definire di pancia. Come va in questo momento all'interno dello spogliatoio? All'interno dello spogliatoio bene, noi ovviamente il periodo è quello che è, non è dei migliori, però noi tutti stiamo lavorando bene, ci crediamo per questa qualificazione e penso che riuscire a passare il turno domani ci potrà dare una grande spinta per le prossime partite. Traduzione. Sí, quisiera hacerte una pregunta y quiero una respuesta de sensaciones, o sea, ¿cómo te encuentras y cómo se encuentra el vestuario? La respuesta, el vestuario se encuentra bien, sí, tal vez no sea quizás no sea nuestro mejor momento, pero estamos trabajando muy bien y creemos que si pasamos de ronda mañana eso nos dará el empuje para un buen resto de temporada. Buongiorno Kiss Kiss, la domanda per Alex. Sì, buongiorno Alex, volevo chiederti, complice anche l'assenza forzata di Ospina, nelle ultime partite hai avuto la titolarità della Porta. Come ti sei spiegato la difficoltà della squadra in fase difensiva, a prescindere dai interpreti schierati? Ma contro la Juve la fase difensiva è stata ottima, contro il Granada potevamo sicuramente fare più attenzione alle loro ripartenze che al loro punto di forza, e contro l'Atalanta ovviamente qualcosa non è andato al meglio, però nonostante ciò, nonostante gli uomini che cambia, come ho detto prima, le cose che dobbiamo fare sono sempre le stesse, quindi lavoriamo per questo, lavoriamo per farle al meglio e se questo avverrà con determinazione, con attenzione, con sacrificio da parte di tutti a partire dagli attaccanti, la fase difensiva sicuramente ne trae vantaggio e potremo fare la partita al meglio. Traduzione. La pregunta, quisiera preguntarte cómo Ospina ha tenido lesiones y no ha podido ser disponible, tú ya te has vuelto en el titular en la portería del Nápoles. ¿Y cómo te explicas las dificultades que el Nápoles está teniendo en la defensa sin pensar en los hombres que cambian, claro está?
Bueno, la respuesta. Contra la Juventus la defensa fue muy buena. Contra el Granada quizás podíamos prestar más atención a sus contragolpes, que sean sus puntos fuertes. Y contra el Atalanta quizás algo no funcionó bien. Pero bueno, a pesar de los hombres que estarán en la línea de defensa, tenemos que hacer siempre lo mismo y tenemos que comprometernos mucho. Y si todos nos sacrificamos un poco, empezando por los delanteros hasta la defensa beneficiará de ello y vamos a jugar mejor. Ultima per Alex, Luigi Giordano, Pianeta Napoli. Sì, buongiorno Alex, ti volevo fare una domanda proprio come portiere. La costruzione dal basso insistita che noi vediamo, quando vi è il pressing alto da parte degli attaccanti avversari, a te che sei un portiere, ti crea uno stato di ansia o di disagio? Grazie. Ma ovviamente se la pressione è più alta bisogna fare più attenzione, quello sicuramente, però è fatta apposta per saltare il loro pressing e cercare di costruire al meglio poi in fase offensiva, e quindi ovviamente c'è da prestare più attenzione, però in settimana lavoriamo per questo, lavoriamo tanto e quindi non c'è nessun problema. Traduzione. La pregunta es, Alex, la construcción de juego desde abajo que hace el Nápoles, ¿no te crea ansiedad cuando los delanteros rivales presionan alto? La respuesta. Bueno, si presionan más alto, tendremos que prestar más atención, pero lo hacemos ello por evitar la presión contraria y para desarrollar nuestro juego de forma mejor y tener ventajas ofensivas. Claro está que tenemos que prestar más atención, pero durante la semana trabajamos muy duro para ello. Grazie, ringraziamo Alex. Possiamo far andare, restiamo con il mister. Vai Guido, seleziona. Cominciamo da il mattino, Bruno Majorano per il mister. Grazie. Sì, buongiorno mister. Buongiorno. Una domanda soprattutto sulla condizione. Insomma, abbiamo visto insomma, in queste partite, in queste ultime settimane ci sono stati tanti infortuni e tante assenze. Si può fare più o meno la conta di chi ha recuperato, comunque chi sta meglio e magari è quantomeno arruolabile per la partita di domani? Ovviamente riferimento anche magari alle condizioni di Koulibaly. Grazie. Koulibaly e Ghoulam erano a disposizione a Bergamo contro l'Atalanta, saranno a disposizione domani. Il resto abbiamo perso Osimhen, il resto non recuperiamo nessuno. La conta è questa, sia Demme che Isae stanno facendo un lavoro sul campo, ma ancora non sono pronti al 100% per essere disponibili e partire con la squadra. Traduzione. Buenos días, mister. Una pregunta sobre la condición física de sus jugadores. Hemos visto que en los últimos partidos el Nápoles ha tenido muchas lesiones. ¿Y cuántos jugadores ha recuperado? Por ejemplo, pienso en Koulibaly, pero no solo en Koulibaly, también los demás. La respuesta, bueno, Koulibaly y Ghoulam ya estaban listos para jugar en Bérgamo contra el Atalanta y pueden estar listos mañana. Y la novedad es que perdimos también a Osimhen y no hemos recuperado a nadie más porque Demme y Esae están haciendo trabajo diferenciado y todavía no están al 100% como para jugar. Salutiamo Marcello Altamura per Cronache di Napoli. Altamura, ci sei? Allora andiamo. Ah, no, eccomi, scusate, avevo l'audio disattivato. Buongiorno, scusate. Okay. Buongiorno mister, mi riallaccio alla domanda del collega Majorano per chiederle come sta Dries Mertens, se è arruolabile e se eventualmente arruolabile può essere schierato domani. Dries è arrivato ieri, ha fatto 25 minuti di allenamento individuale in campo, domani verrà in panchina, però è da tanto tempo fermo. Sicuramente ci avrà 10, 15, 20 minuti di autonomia, ma perché in questo momento ha dato disponibilità ai giocatori, ma sappiamo che non è al 100%, è stato fuori da tantissimo tempo e domani vediamo se abbiamo bisogno come fare. Traduzione. Y otra pregunta para seguir la pregunta precedente, la pregunta previa a esta.
¿qué tal está Dries Mertens? La respuesta, bueno, Mertens llegó ayer, hizo 25 minutos de entrenamiento individual y saldrá del banquillo y ya veremos porque no juega desde hace mucho tiempo y quizás tenga 10, 15 o 20 minutos de forma como para jugar. Sabemos bien que lo convocamos porque la situación del vestuario es ella y sabemos que no está al 100% y vamos a ver mañana si necesitaremos esos 10, 15 o 20 minutos de él. Torniamo da Kiss Kiss con Marcello Galvano. Buongiorno mister, le volevo chiedere se, vista l'emergenza in attacco, dobbiamo aspettarci Matteo Politano al centro dei tre nel tridente. Grazie. Vediamo domani. Non ti faccio nomi perché non voglio dare nessun vantaggio. Vediamo. Può giocare anche Elmas attaccante. Elmas o Politano, vediamo. Domani decidiamo. Traduzione. La pregunta, ya que hay una emergencia en la delantera, ¿puede jugar Politano como delantero centro? La respuesta, veremos mañana, no quiero hacer nombres para no dar ventaja a los rivales, pero sí, ya veremos, no sé, puede jugar él más, veremos mañana. Italia Mele per Canale 8. Buongiorno mister. Buongiorno. Buongiorno. I tifosi da un anno ormai sono muti perché gli stadi sono vuoti e non possono esprimere alcun tipo di assenso o di dissenso, ma comunque rappresentano sempre la parte forse più importante del calcio. Vuole rivolgere un messaggio ai tifosi, ma di pancia, come diceva prima la collega, qualcosa che non vada al di là del formalismo? No, c'è poco da rispondere. Stiamo attraversando un momento negativo. Stiamo facendo prestazioni sicuramente al di sotto delle nostre possibilità, stiamo facendo fatica a dare continuità di risultati, indossiamo una maglia storica, rappresentiamo una città fantastica e ognuno di noi si deve assumere responsabilità. Il primo responsabile sono io, sono allenatore e in questo momento c'è da parlare poco, c'è da migliorare le nostre prestazioni, riuscire a fare più risultati positivi possibili e basta, c'è poco da dire, è inutile stare là a chiacchierare. Penso che in questo momento quello che stiamo facendo non basta, stiamo attraversando momenti brutti sia per risultati che per infortuni e penso che bisogna parlare il meno possibile e fare più fatti sicuramente. Traduzione. Bueno, la pregunta es, los seguidores desde hace un año no están mudos porque los estadios están vacíos y entonces no pueden expresar su consentimiento, sus protestas, pero ya sabemos que los seguidores son la parte más importante del fútbol. Entonces quiere darles un mensaje de sensación. La respuesta, bueno, no hay mucho que decir. Sabemos que este es un momento muy duro para nosotros porque no estamos jugando a la altura de nuestras posibilidades, no logramos encontrar una continuidad, pero bien sabemos que llevamos una camiseta histórica, que representamos a una ciudad fantástica y que todos somos responsables de ellos. Y yo, como entrenador, soy el primer responsable de ello. Entonces, no quiero hablar ahora, o mejor dicho, tenemos que jugar mejor, lograr mejores resultados, porque hasta ahora no estamos haciéndolo bastante. Entonces son momentos muy duros porque tenemos malos resultados, tenemos muchas lesiones, pero lo que hay que hacer ahora es hablar menos y hacer más. Troise per la IM Naples. Troise, ci sei? Sì, allora, mister, buongiorno. Giocate da mesi ogni 3 giorni, avete ancora tantissimi assenti importanti alla gara di domani. Al di là dell'obiettivo del passaggio del turno, per il momento che lei definiva negativo, cosa si aspetta domani dalla squadra in termini di atteggiamento e di prestazione? Mi aspetto di partire meglio di come siamo partiti con il Granada, perché sapevamo bene e sappiamo bene che caratteristiche hanno, ci siamo fatti sorprendere su
sulla la loro migliore caratteristica, quella di attaccare alla profondità tantissime, 2 o 3 volte, specialmente nella prima mezz'ora, e penso che in questo momento la squadra deve leggere bene queste situazioni. È successo anche a Bergamo, abbiamo preso 4 gol e potevamo sicuramente evitare, e penso che in questo momento la squadra deve annusare pericolo. Stiamo facendo fatica. Prima sentivo dire la difesa con la Juve. La difesa con la Juve a tratti ci è andata bene. È vero che abbiamo difeso molto, molto più bassi con la Juve che con Granada, che con l'Atalanta, però penso che a livello di mentalità, a livello di voglia, sicuramente dobbiamo mettere un qualcosa in più. Traduzione. La pregunta, desde ya hace muchos meses, ustedes juegan cada 3 días y entonces sabemos que hay bajas importantes, pero además de pasar de ronda, ¿qué se espera del equipo mañana? La respuesta, bueno, yo me espero hacer salir mejor en el partido, mejor de lo que hemos hecho, de lo que hicimos en la ida contra el Granada, porque sabemos cuáles son los puntos fuertes del Granada y el hecho de que todavía nos sorprendieron con sus ataques en la profundidad 2 veces en los primeros 30 minutos. Y entonces quiero que mi equipo sepa cómo encarar estas ocasiones, porque también en Bérgamo encajamos 4 goles que podíamos haber evitado. Ahora el equipo tiene que ver cuáles son los peligros, y antes se hablaba de cómo defendimos contra la Juventus, sí. Lo hicimos bien, quizás defendimos más bajos y nos salió bien, pero lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad, porque tenemos que hacer algo más. Manuel Guardasole per Calcio Napoli 24. Sì, buongiorno mister. Buongiorno. Volevo chiederle, al di là delle assenze, quindi al netto delle assenze, come diceva lei, anche se con le difficoltà di stare bassi e difendere con la Juve, abbiamo visto un atteggiamento diverso, un sacrificio, un'applicazione contro la Juventus anche nel primo tempo con l'Atalanta, che però non c'è stata invece nella gara d'andata col Granada. Le chiedo quindi, è legato al fatto che non c'è un obiettivo reale stagionale fissato per l'Europa League, oppure lei mi smentisce e mi dice qual è l'obiettivo reale del Napoli in questa competizione? Mi viene da ridere quando sento parlare che non c'è l'obiettivo dell'Europa League, non c'è l'obiettivo. Gli obiettivi è la Coppa Italia, l'Europa League, il campionato. È normale che bisogna valutare anche quello che abbiamo passato e in che condizioni ci siamo arrivati ultimamente. Si gioca ogni 3 giorni, ho detto in tempi non sospetti che si fa fatica. Siamo noi e la Juventus la squadra che ha giocato di più, non recuperiamo. Quando parlavo dei giocatori che mancano, perché con 5 cambi le partite, e penso che noi siamo stati la squadra che chi è entrato ci ha fatto vincere tantissime partite. In questo momento a livello numerico siamo con l'acqua alla gola, ma lo sappiamo, ma non è una scusa. E chi sta giocando sta dando tutto. Il problema è che quando c'è la rosa a disposizione, ho sempre sentito, ho sempre detto che quest'anno i giocatori che avevamo a disposizione ci hanno fatto fare la differenza, chi stava in panchina, chi giocava dal primo minuto. In questo momento e bisogna ringraziare i giocatori per la disponibilità e per come stanno stringendo i denti, il fatto che si giocano ogni 3 giorni, non ne recuperano al 100%, e capite che diventa tutto più difficile. Sicuramente il fatto di allenarsi, ci alleniamo poco, e giocare come vogliamo noi, come per i nostri concetti, giocare di reparto, palleggiare da basso, tutte queste cose qua, se non l'alleni quotidianamente fai fatica, perché sono da 3 mesi che non abbiamo una settimana per riuscire a far recuperare i giocatori e lavorare a livello fisico. Traduzione e poi le ultime 2 domande. La pregunta es sobre, bueno, además de las bajas, lo que notamos es que contra la Juventus y también el primer tiempo, la primera parte contra el Atalanta, el equipo tuvo una mentalidad, un enfoque diferente al partido con relación a lo que hizo en la ida contra el Granada. Puede ser esto porque todavía no se ha fijado un objetivo en la Europa League. Entonces, ¿cuál es el objetivo del Nápoles en esta Europa League? La respuesta. Siempre
siempre me hace reír esto cuando se habla de los objetivos de la Europa League. Claro está que los objetivos son la Coppa Italia, la Europa League y la Liga Italiana. Claro está, todos son objetivos, pero hay también que valorar también en qué condiciones estamos. Jugamos, como se ha comentado antes, un partido cada 3 días. Y junto con la Juventus somos los que más partidos han jugado en Italia. Y no tenemos tiempo como para recuperar. Y claro está, tenemos la regla de 5 cambios y los suplentes, como ya han notado, a menudo nos han hecho ganar partidos porque son muy importantes, pero ahora tenemos problemas de números de jugadores disponibles, entonces estamos sufriendo. Pero esto forma parte del juego, lo sabemos muy bien. Y como siempre he dicho, cuando tengo mi plantilla disponible, estoy muy contento porque tenemos buenos jugadores que tanto los titulares como los suplentes casi siempre nos hacen ganar partidos. Pero ahora la situación es esta, hay que dar las gracias a los jugadores porque están agarrando los dientes, están sufriendo porque juegan cada 3 días, no tienen tiempo de recuperación y esto lo hace mucho más difícil. Además, con esta situación no podemos entrenar mucho y si queremos jugar como nos gusta jugar, con nuestro manejo de la pelota, con nuestra defensa desde abajo, no podemos entrenarlo y esto hace las cosas aún más difícil. Y como comentaba antes, desde hace 3 meses no hemos tenido ni una semana entera para recuperar. Tito Improta per Canale 21 e si prepara Petrazzolo. Salve Gattuso, quello che le chiedo è il tipo di approccio psicologico che sta trasmettendo ai suoi ragazzi in vista di questa sfida. Contro il Granada domani servirà un'impresa o è giusto crederci? È uguale, impresa, crederci, penso che vanno di pari passo. Io penso che sarà una partita, bisogna essere bravi a non dare campo a loro. Sappiamo bene che caratteristiche hanno. È una squadra che non molla mai, una squadra che ha caratteristiche di squadra difficile da battere, ma penso che abbiamo il dovere di provarci. Sicuramente negli occhi dei miei ragazzi oggi ho visto un qualcosa e ci credono anche loro e penso che abbiamo il dovere di crederci perché nel calcio non si sa mai e dopo, ripeto, la partita a Granada abbiamo visto, è una buona squadra, ma possiamo sicuramente metterla in difficoltà. Traduzione e poi l'ultima. La pregunta, ¿qué mensaje de tipo psicológico está transmitiendo a su vestuario, al equipo? Y mañana le está pidiendo algo de hacer algo milagroso o que pueden creer que pueden hacerlo. La respuesta, bueno, da igual, eso da igual. Lo que tenemos que hacer mañana es jugar bien y hacer las cosas muy bien como sabemos hacer. Sabemos que el Granada y tenemos que tener mucho carácter, porque sabemos que el Granada es un equipo fuerte, que nunca se rinde y que sabemos que va a ser duro, pero que tenemos que intentarlo. Hoy miré mis jugadores en los ojos y veo que también ellos se lo creen, porque hay que creerlo. En el fútbol nunca se sabe lo que va a pasar y entonces tenemos que hacer un buen partido contra el Granada, que como he dicho es un buen equipo, pero que podemos hacerles las cosas difíciles. Petrazzolo per Napoli Magazine. Saluto a tutti. Allora, la curiosità è semplice. Settimana scorsa hai detto sì, passiamo il turno, dobbiamo vedere anche in che condizioni passiamo il turno, considerando anche quelle che sono le assenze. Hai rimarcato anche il discorso della settimana tipo, quindi considerando anche che l'obiettivo resta il 4º posto, quindi la qualificazione in Champions, è più facile il viatico che offre l'Europa League oppure il campionato? E poi un messaggio da dare alla piazza, perché vedono un Rino Gattuso preoccupato per il momento, che è sicuramente particolare, ma Rino Gattuso si sente ancora parte integrante di questo progetto, quindi saldo sulla sua panchina nonostante le critiche, le difficoltà
No, è il momento penso, no. le critiche penso che sono meritate, perché in questo momento le cose non stanno andando bene, ripeto, la grande responsabilità è la mia, perché io sono allenatore e penso che è giusto che vengo preso, che vengo massacrato. Spero che in questo momento lasciano tranquilli i miei ragazzi e la responsabilità è tutta la mia, senza nessun problema. Non si fanno calcoli, io calcoli sono da tanti anni nel mondo del calcio, ho fatto per tantissimi anni il calciatore, sono da 8-9 anni che faccio l'allenatore anche se sono giovane, e i calcoli non si fanno. Domani si entra in campo per vincere sicuramente, dopo le difficoltà ce le abbiamo, dopo ne ho sentite tante, anche l'altro giorno dicevano che butto le mani avanti, che ho i ragazzi della primavera. I ragazzi della primavera bisogna che siano pronti per giocare, se non sono pronti si rischia di fargli fare figuracce. Dopo, se vogliamo parlare e dire tanto al chilo va bene, dopo se andiamo a vedere bene, sapete bene di quello che sto dicendo e sto parlando. Ripeto, in questo momento noi abbiamo il dovere di provarci e dopo lo sappiamo, che se andiamo avanti e non recuperiamo i giocatori sarà difficile, però l'obiettivo domani è fare di tutto per riuscire a vincere la partita. Traduzione. La pregunta, bueno, mister, ha hablado la semana pasada y también nos ha dicho de cuál es la situación del equipo ahora, pero la semana pasada ha dicho que sí, podemos pasar el turno, pero vamos a ver cómo saldremos de este partido, en qué condiciones estará la plantilla. Y también siempre usted ha dicho que el Nápoles apuesta para clasificarse cuarto en la Liga Italiana y clasificarse para Champions League. Pero ahora, ya como son las cosas, ¿va a ser más fácil clasificarse para Champions a través de la Europa League o a través de la Liga? Y luego, si quiere dar un mensaje a la plaza de Nápoles, porque ven un Gattuso que está muy preocupado y también la gente empieza a preguntarse si Gattuso todavía se siente parte de este proyecto, si se siente parte del banquillo del Nápoles, vistas las críticas y las cosas que se dicen. La respuesta, bueno, las críticas sí son meritadas, o sea, porque las cosas no están yendo muy bien y entonces yo sé que tengo una responsabilidad muy importante, que soy responsable número uno porque soy el entrenador y es justo que la gente me ataque. Eso es muy justo y espero solo que dejen mis jugadores en paz. La responsabilidad de esta situación es la mía y además no voy a hacer cálculos porque he sido un futbolista desde hace por muchísimo tiempo y soy un entrenador desde hace 8 o 9 años, aunque soy bastante joven. Entonces no se hacen cálculos en el fútbol. Mañana saldremos a la cancha para ganar y luego vamos a ver lo que pasará. Si no recuperamos, las cosas serán mucho más difíciles, eso lo sabemos. Pero también la gente dice, bueno, sí, pero tú también puedes ir y llamar jugadores de la sub-20, pero los jugadores de sub-20 tienen que estar listos para jugar y no podemos lanzarles así. Luego, si queremos hablar por el gusto de hablar, podemos hacerlo, pero sabéis muy bien de lo que estoy hablando. Entonces, en fin, mañana hay que intentarlo y hay que salir a la cancha y intentar ganar en todas formas y luego ya veremos. Grazie, arrivederci.